luogotenente carica speciale a Bagnale Vincenzo, in servizio presso la seconda sezione del nucleo investigativo Carabinieri di Roma. Benissimo. Allora, parli chiaro di Roma. Ok. Prego, pubblico ministero. Sì, buongiorno luogotenente. Buongiorno. Senta, può riferire al Tribunale gli accertamenti che lei ha compiuto e che sono compendiati nella nota del 14 aprile del 2017? Sì. Prego. Allora, signor Presidente, io preliminarmente voglio precisare che questi accertamenti mi sono stati delegati dai colleghi di Frascati sulla base delle attività intercettive e assunzioni di sommarie informazioni che hanno assunto da una serie di persone, evidentemente parti lese nel procedimento. A seguito dell'analisi di questi dati è stato possibile talvolta ricostruire quello che era il tasso, prima di tutto se c'era la configurabilità del reato usurario e se questi tassi applicati all'operazione erano di natura usuraria, ovvero erano superiori al famoso tasso soglia. Diciamo che ricostruendo i parametri che la Banca d'Italia ha fissato come tasso soglia, che il tasso soglia è dato dal tasso effettivo medio globale più un quarto del stesso valore aumentato massimo di un punteggio di 5 percentuali. Questo è il tasso che configura il cosiddetto tasso soglia, oltre il quale la legge stabilisce che, diciamo così, si può parlare di reato di usura nella transazione finanziaria. Presidente, chiedo scusa. Il primo caso. Sì. Scusi un secondo. Sì. Sono l'avvocato Naso, ma chiedo quindi al pubblico ministero di precisare, ma viene sentito in veste di consulente questo testimone? Infatti sto anch'io facendomi la stessa domanda. No, sono accertamenti che abbiamo. Allora, spieghi quali sono le sue competenze. Allora, io sono il responsabile della squadra usura e estorsione e riciclaggio del nucleo investigativo e mi occupo della materia da circa 25 anni. No, ma io non metto in dubbio le competenze specifiche, ci mancherebbe altro del testimone, però credo che questi accertamenti possano limitarsi a riferire dei dati oggettivi, però poi quello che deve essere l'oggetto della testimonianza credo dovesse essere affidato a un consulente di parte. Presidente, se posso interloquire, non necessariamente. Noi, in considerazione dell'enormità del tasso, abbiamo ritenuto di avvalerci del nucleo investigativo, della sezione che si occupa di questo, all'interno della quale c'è uno specialista che è proprio il luogotenente a Bagnale, che è in grado di spiegare come è stato fatto il calcolo. Ovviamente la difesa ha nelle sue facoltà quello di nominare un suo consulente che potrà controdedurre, ma il test è un test particolarmente qualificato su questo aspetto. Noi il tasso di interesse l'abbiamo calcolato in questo modo. Io potrei nominare un consulente se questo fosse un consulente. Ma lei lo può nominare a prescindere. Ho capito, no. Però dobbiamo affidarci allora a un tecnico, non mettendo minimamente in dubbio le competenze del luogotenente, ci mancherebbe. Io credo che... Ma ovviamente sono accertamenti che ha fatto lui. Certo, sulla base di quelli ci doveva essere un consulente. Ma l'annotazione su cui perché siccome mi pare di comprendere, diciamo, il test è stato citato dalla pubblica accusa come testimone qualificato, si tratta in realtà di fare un computo, diciamo così, rispetto ai dati emergenti dall'attività di investigazione, ma è compendiato in un'annotazione? Certo, Presidente, è quella indicata negli statesti. Sì, no, nel senso che penso sia conosciuta dalla difesa. Assolutamente sì. Ci può essere un consenso all'acquisizione di questa annotazione? Perché fargli andare a ripetere numeri diventa veramente un esercizio. No, Presidente, ma non si tratta di ripetere numeri, perché sono poche ipotesi nelle quali è stato possibile calcolare il tasso, visto poi quali erano i termini contrattuali. Se c'è il consenso, tanto di guadagnare. Non c'è, anche perché si fa riferimento anche a prestiti in relazione a testimoni che non abbiamo sentito, si fa riferimento a Baldini,
Quindi qual è l'oggetto del prestito a Baldini, ad esempio, è un dato che dobbiamo ancora accertare. No, veramente l'abbiamo accertato. Baldini non è gli statesti perché è indagato un procedimento collegato, l'abbiamo accertato con la deposizione del allora c'è testoriale. opposizione all'acquisizione. C'è opposizione all'acquisizione. E poi formulo l'eccezione sul fatto che... Sì, va bene, il test mi pare di comprendere in ragione delle sue esperienze professionali, sostanzialmente è un organo di polizia giudiziaria ma particolarmente qualificato nella materia, quindi in questo senso è ammessa la sua testimonianza. È autorizzato alla lettura della sua annotazione in aiuto alla memoria. Prego. Allora, con riferimento alla parte lesa all'Abisco Marco, o comunque alla posizione di Alabisco Marco, il signor Alabisco Marco, a seguito delle attività investigative prodotte, assunte, risulta che avrebbe richiesto e ottenuto un prestito di 5.000 euro, a fronte del quale avrebbe garantito la restituzione nell'arco dei 2 mesi successivi a mezzo di un assegno pari a 10.000 euro. Nel caso di specie è di facilissima comprensione l'elevatissimo tasso di interesse applicato, perché nell'arco dei 2 mesi successivi viene garantito il doppio del capitale. Quindi da un semplice calcolo matematico si può semplicemente rilevare che in 2 mesi è stato applicato un 100% mensile che su base annua. Ovviamente scusi se la interrompo, queste deduzioni prendono per assunto, diciamo così, delle ipotesi investigative che poi devono aver trovato un riscontro nella deposizione dibattimentale, evidentemente. Quindi Sì, diciamo Presidente, così, vengono assunte con riferimento all'attività di investigazione. Poi è chiaro che c'è la formazione, la prova, il dibattimento potrà essere conforme o in qualche caso potrà non essere conforme, certo, a seconda di quelle che saranno le risultanze che sono state in parte, perché qualche parte lesa è già stata sentita. Quindi diciamo con questo tipo di valenza ovviamente il Tribunale assume la deposizione del Sì, ma test. lei, luogotenente, si può limitare a indicare gli elementi indicati in imputazione, cioè capitale, interessi e periodo nell'arco temporale nel quale, ovviamente senza indicare le dichiarazioni del test, eccetera, eccetera. Ci spiega solo come è stato fatto il calcolo. Il calcolo è un calcolo matematico di, ritengo, elementare accertamento, nel senso che se in 2 mesi viene garantita una restituzione di 10.000 euro, va da sé che ne scaturisce un interesse pari al 100% in 2 mesi e quindi a un 600% annuo, sulla base annua, atteso che la legge impone che il tasso effettivo medio globale, o comunque tasso soglia, ha un sia parametrato annuale sull'anno. Prego. In seconda analisi c'è la posizione del signor Formica Simone. In questo caso, dalla ricostruzione che emerge dalle attività investigative, il signor Formica sostiene di aver... No, ma lei, il luogotenente, non dica sostiene o non sostiene, dica quali elementi ha considerato lei sulla base di quello che è stato fornito. Perfetto. Allora, a fronte di un prestito di 800 euro, la vittima avrebbe restituito nell'arco degli anni successivi al 2002, epoca nella quale tale elargizione si sarebbe verificata, una somma compresa tra i 50 e i 60.000 euro. Non essendoci ulteriori parametri per valutare mensilmente o comunque nessun'altra indicazione della pattuizione mensile, diciamo così, il calcolo è stato fatto su una base presunta di una restituzione costante annuale tale da poi giungere ai 50-60.000 euro che la vittima sostiene aver versato. In questo caso si raggiunge un tasso che sfiora il 400%, 416% su base annua. Signor Presidente, volevo ribadire che i tassi soglia nel periodo in esame non raggiungono e comunque non superano mai, stando i valori indicati dalla Banca d'Italia, il 20% annuo. Altra posizione è quella di Checchi Fabrizio. Nel caso di specie, a fronte di un prestito di 4.000 euro, sono stati corrisposti a fronte di una pattuizione tra le parti di 800 euro mensile. In questo caso di specie
si configuri il classico meccanismo del fermo mensile, laddove il capitale rimane fermo e viene pagato una corresponsione mensile al solo fine di pagare gli interessi, che in questo caso è pari a 800 euro, che dai calcoli effettuati è pari al 20% del capitale ricevuto e quindi al 240% annuo. Poi c'è la posizione del signor Baldini Marco, che mi sembra essere stralciata, giusto? No, è oggetto di contestazione. No, vada. Allora, anche nel caso di specie, a fronte di un prestito di 10.000 euro, emergerebbe che i soggetti... Vabbè, lei dica quelli che sono i parametri che ha preso in considerazione. Mi scusi, Presidente, non quello. Sì, no, è la stessa cosa, ma sostanzialmente lei ha preso in esame dei parametri, poi se quei parametri saranno veri lo dimostreranno le prove che verranno assunte o non verranno assunte nel processo. Quindi dica quali sono i parametri che ha preso in considerazione. Sì, i parametri sono... E quindi il criterio di computo che ha utilizzato, sì, che poi è sempre lo stesso. È di 10.000 euro e la somma corrisposta dal 2011 al 2017 è pari a 600.000 euro. In questo caso di specie, non essendoci ulteriori dati per stabilire mensilmente quanto è stato dato o comunque come era fissato il termine di pattuizione, diciamo sì che i 600.000 euro sono stati spalmati nei 6 anni successivi fino a giungere all'epoca in cui ho analizzato i dati, e quindi parliamo di 100.000 euro annui e 100.000 euro annui sulla base di 10.000 come capitale iniziale danno un tasso di interesse che si aggira intorno al 1000% annui. Poi la posizione del Corsi Zeffirelli Luciano, in questo caso a fronte dei 20.000 euro iniziali erogati a titolo di prestito emerge che nel successivo anno solare il Corsi Zeffirelli avrebbe corrisposto la somma di 2.500 euro mensili, specificando che 2.000 euro erano quota capitale e 500 di interessi. Anche nel caso di specie, adottando i massimi criteri di Favor-Rei, il calcolo è sensibilmente superiore a quello che era all'epoca dell'anno 2012 il tasso soglia, che si aggirava intorno al 19,5% annuo, e nel caso di specie riscontravo da calcoli effettuati del 30% su base annua. Quindi anche in questo caso si può parlare di operazione usuraria, perché è ben superiore al tasso soglia, che in quel caso di specie era, ripeto, il 19,5%. Poi c'è la posizione della Di Marzio Giuseppina e Laurito Daniele, nel caso di specie, non essendoci una data precisa né tantomeno come si è evoluta la pattuizione usuraria, si fa solamente riferimento a una prestazione di 50.000 euro a fronte dei quali sono stati richiesti 100.000 euro. Ne va da sé che il tasso è del 100% e quindi ben superiore al tasso soglia anche in questo caso. Il prestito era agito a Montenegro, Bobadilla, Juan Francisco, molto semplice l'operazione, ha ricevuto 1.500 euro in prestito, a fronte dei quali dopo 6 giorni è stato questo prestito garantito con una somma di 2.000 euro ad estinzione dell'operazione. Il tasso applicato in questo caso è del 33% in 6 giorni e quindi spalmato su una base annua arriviamo al 2.000% annuo. L'ultima posizione analizzata è quella di Fazzari, Massimiliano e Ranieri Noemi. Anche in questo caso trattasi del classico metodo del fermo mensile, a fronte del quale, a fronte della prestazione di 5.000 euro, sono stati pretesi 500 euro mensili a titolo di interesse, ovvero il 10% mensile e il 120% annuo.
Grazie, non ho altre domande. Parti civili hanno domande? Sì, nessuna. Prego, la difesa. Sì, grazie. Buongiorno luogotenente. Buongiorno, avvocato. Senta, quindi per comprendere meglio questi dati che ci ha fornito adesso, lei li ha verificati, li ha calcolati sulla base di quali elementi? Cioè elementi che lei ha accertato in prima persona o quelli sono stati forniti? No, mi sono stati forniti dal nucleo investigativo Carabinieri di Frascati all'esito di attività investigative da loro compiute. Cioè Quindi, parliamo di sommare informazioni e attività intercettive. quindi sulla base dei dati, diciamo, evinti Diciamo dalle sì, sommarie per poter informazioni... ricostruire quell'operazione come usuraria. Ho capito. E quindi poi diciamo che se effettivamente l'assegno è stato incassato o non è stato mi faccia incassato, io questo non è stato Presidente, faccia fare la domanda però. se effettivamente poi il prestito è stato restituito, il presunto accordo preso tra le parti sia stato rispettato, questo lei non lo ha verificato e non le è stato fornito questo dato? No. Quindi questi sono, possiamo dire, dei calcoli ipotetici? Sono calcoli sulla base degli elementi che figuravano in atti, quindi... Che figuravano nella delega a lei, quindi? Sì. Perfetto, questo volevo comprendere, grazie. Non ci sono altre domande? No. Senti, le volevo soltanto chiedere una cosa. Lei ovviamente ha fatto riferimento al tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia con riferimento alle annualità laddove fossero predeterminate e se fossero, diciamo, come nel caso per esempio, faccio riferimento anche all'importo della corresponsione di 50-60 mila, ha assunto il dato più favorevole o il dato meno favorevole? Assolutamente favorevole. Quindi considerando come se fossero per ipotesi, laddove confermata, 50 mila per esempio. Io le voglio semplicemente diciamo sì, chiarire, cioè i tassi soglia è un dato che viene calcolato sulla base di un'analisi che la Banca d'Italia fa e che sancisce ogni 3 mesi calcolando i tassi medi che emergono dai vari titoli di prestito che nel nostro sistema finanziario. Ecco, no, proprio su questo, siccome insomma credo sia noto ai più le modalità di computo del tasso soglia da parte della Banca d'Italia, e quindi lei sicuramente sa che sono anche individuati con riferimento a diverse categorie, no? Di Assolutamente prestiti. sì, ma quindi anche la quantità del prestito, perché si fa una differenza al di sotto dei 5.000 euro e al di sopra dei 5.000 euro. Però con riferimento invece alla qualità dell'operazione di finanziamento, che come lei ben sa è distinta a seconda di quale sia il soggetto erogatore, volevo che precisasse come aveva considerato questo tipo di finanziamenti. Questi tipi di finanziamento a titolo estremamente personale, questo è un prestito personale che ricade pienamente in quella fattispecie prevista dal tasso soglia, ma nel fare questo calcolo ho tenuto assolutamente presente quello che era proprio la parte più favorevole al reo, ecco, diciamo così. Quindi diciamo che nell'ipotesi che le veniva prospettata, laddove avessero, diciamo, dei margini che potevano portare a minimi e massimi, mi faccia finire la domanda, che potevano portare, diciamo, a degli esiti diversi, ha considerato sempre quello più favorevole per la persona sottoposta di indagine. Ho capito. Va bene, si può accomodare, grazie. Può andare. Presidente. Allora, adesso chi sentiamo? Leo Eulalia. Buongiorno. Venga signora. Buongiorno signora, venga. Venga signora, si accomodi. C'è sempre una volta nella vita signora, in tutto.
Quando ha 70 anni che devo Si, fare? si accomodi, si metta seduta. Senta signora, lei è qua come testimone e quindi si deve impegnare, no, si tenga la mascherina Io però, sia non ci gentile. sento bene. Ascolti, si tenga la mascherina quando risponde, anche, no, si tenga la mascherina su. Mi capisce poi? Sì, cerchiamo di capire. Lei cerchi di Ecco. parlare il più alto possibile, d'accordo? Sì. Nel microfono. Adesso si deve impegnare a dire la verità. Già l'ho detta. Ascolti, deve leggere una formula che è un po' lungo, se le parti non hanno niente in contrario la riassumo io per la testimone. Signora, lei è qui come testimone, quindi ovviamente sa che in un processo bisogna dire la verità e se non si dice... Mi sente? Sento male io perché non sono un po'... Sento meno io, non per questo, è che proprio sento poco. Va bene, cerchiamo di parlare ancora più alto. Mi sente adesso? Sì, sì. Ok, lei si deve impegnare a dire la verità nella consapevolezza che se dichiara il falso commette un reato. Già fatto. Dica così, mi impegno a dire la verità. Mi impegno a dire la verità. Benissimo. Come si chiama signora? Come si chiama? Lei come si chiama? Leo e Eulalia, Dove è nata e quando? a Checchi Pasquale. No, dove è nata? Dove? Ah, dove sono nata a Battivaglia, Salerno. Battipaglia quando? Il 4-3-48. Benissimo. Il 3-4-48. Quindi il Non 3 manca dato, mi ricordo. aprile 1948. Va bene. Adesso le faranno delle domande le parti. Comincia il pubblico ministero. Prego, pubblico ministero. Chi mi fa la domanda? Il pubblico ministero. Questo signore alto qua. Sì, mi conosce. Presidente. La conosce. Sì, sì. Sì. Ci siamo già visti una volta. A voce alta, pubblico ministero, così. Signora, buongiorno. Non la sento, io sono sorda un po'. Cominciamo bene. Che Senti, buongiorno. io ti posso dire, confermo quello che ho detto a lei. Lo Confermo tutto. Tutto questo io... Però signora ascolti, purtroppo non funziona così, nel senso che lei deve oggi sulle domande delle parti ripercorrere, riraccontare la ma lei sta vicenda. parlando, non la capisco. Sento la voce, ma perché sono un po' sorda. Se no possiamo devo fare delle fare? domande scritte, visto che Mi ascolti avvicino signora, un po' a lei. Mi avvicino un po' a lei. No, non è che non ho nessun Perché problema che lei più- si avvicini, ma perché non ci sono i perché? microfoni, non ci sono i microfoni, ha capito signora? Non dovrei togliere la mascherina, No. la sto togliendo per lei per darle modo di capire meglio. Lei deve parlare al microfono, se si sposta non ha il microfono, ha capito? Vabbè. Cerchi di impegnarsi, se non ha capito dice che non ha capito, magari Ok. scriviamo per iscritto la domanda Ok. se necessario, va bene? Bene. Prego. Allora, signora, lei conosce Checchi Fabrizio? Conosce, Mio figlio? glielo dico io, ma che pure il ministero, conosce Checchi Fabrizio? È mio figlio. È suo figlio. Oh. Sa se suo figlio in passato ha avuto problemi economici? E l'ho saputo all'ultimo momento, come ho detto pure a lei. Quando ho adesso cominciato a pagare. Ecco, adesso deve dire di nuovo tutto quello che ha detto a me. L'ultima parola non ho capito. Deve dirlo di nuovo, tutto quello che ha già detto 3 anni fa, lo deve dire di nuovo adesso. Ha capito? Mi dica le cose, io sono stata male, io ho avuto la polmonite, sono stata male, tante cose, mi dica e io dico sì, oppure gli dico, confermo quello che gli ho detto a lei, mi confermo quello, Va che bene, gli devo dire? cerchiamo di andare avanti, faccia delle domande, magari aiuti Mi la teste a... crea difficoltà. Sì, suo figlio Checchi Fabrizio ha mai avuto problemi economici? Sì, ma non l'ho saputo, l'ho saputo quasi all'ultimo, come ho spiegato già. Quando ho saputo così, io allora sono intervenuto per dargli una mano e si pagava. Ecco, e cosa ha saputo? Lo dica al tribunale, la Presidente, lo spieghi a lei. Che cosa ha saputo all'ultimo, quasi all'ultimo? Quando già era un po' di tempo che vedevo mio figlio molto agitato, dico, ma amore, ma che succede? Mamma, mi serve 1.000 euro, ma che devi fare? Devo fare un vaglia con... Ma scusa, ma se tu mandi un vaglia all'avvocato, dissi a lui, perché se c'è una parola chiave? Chi li prende questi soldi? Dopo 2 o 3 volte gliel'ho detto. E si mandavano questi soldi
e mo volevano 1000 euro, e mo ne volevano altri 800, e mo ne volevano sempre soldi. Ecco, E lì ho capito, dimmi allora com'è la situazione, mamma io ho questo problema. Che problema era? Qual era questo problema? Ho capito. Che problema aveva suo Il problema figlio? è che devo pagare, mamma c'ho problemi, strozzini che devo pagare. E quando devi pagare, non pagare? Poi non mi ricordo bene adesso, bene il passaggio non mi ricordo. Ho detto tutto scritto che allora stavo molto meglio. sì. Adesso non mi sento bene. Ho sbagliato qualcosa? No. Senta, ha detto facevano dei vaglia, ma dove? Alla posta? No, non capito. I vaglia, da dove gli mandavate? Dalla posta? I vaglia. soldi. Che ho fatto? I vaglia, lei ha detto che doveva fare dei vaglia. No, faceva la posta. Alla posta di Anzio? Una volta a posta di Anzio. E a chi gli mandava questi soldi? Credi che sia Noemi, penso. E chi- Perché c'era una parola, quando l'ho scoperto, esisteva una parola chiave. Dico, uno manda i soldi a un avvocato. E qui che ho detto a mio figlio, dimmi un po' com'è la situazione. Ma ci spieghi bene, ci spieghi meglio questo passaggio perché non l'abbiamo capito. Che cos'è che l'ha insospettita? Che cos'è che l'ha insospettita? Che cos'è? Lei ha detto, no? Che suo figlio voleva i soldi, faceva dei vaglia e a chi li mandava questi soldi? Le ha chiesto il Prima non PM? lo sapeva, all'ultimo, come ho detto a lei, all'ultimo ho detto, ma un vaglio con una parola chiave non esiste. Perché Cos'è un chi va- paio? Non abbiamo capito questo passaggio. Un vaglia con una parola chiave? Che c'era una parola chiave, si diceva, che quando pigliava i soldi, che poi gli servivano, che lei diceva, per l'avvocato, non lo so. Ah. E poi mio figlio ha detto, ma qua viene fuori la verità, perché basta. E così ho saputo, e così mi sono prodigata a sistemare questa cosa. E come ho detto al PM, ho chiamato a Noemi e ho detto, perché già era venuta e io non avevo i soldi, allora la cosa era molto brutta e ho detto, Fabrizio, tu te ne vai, perché avevo paura che lo ammazzavano, si è messa tanta paura. Allora ho detto, tu te ne vai, ho detto al PM, tu vai via, questa situazione ci pensa mamma. Poi io l'ho chiamata. Diamo atto che la testa si C'è da commuove. dire però, signor giudice, che io non ho denunciato a nessuno. A me, quando mi hanno chiamata a Frascati, sapevano tutto. Andando è vero che il comandante ha detto, ma lei si è messa a correre questo rischio? Che io ci ho risposto, perché lei ce l'ha i figli? E allora ho detto, mio figlio l'ho fatto andare via. Vai via, vai in America, vai. Ho fatto di tutto, guarda. Ho tolto tutto, tutto. Ho fatto andare via, poi PM, se mi sbaglio, ho detto tutto questo a lei. Sì, lei continui. Poi... no, perché non vorrei sbagliare. Non E si allora me la tolgo un po' per parlare. Se la meglio. tolga un po', signora, se no non riesce a parlare. Allora ho telefonato a Noemi, ho detto vieni, lei mi ha risposto se non hai i soldi che vengo a fare. Io ho detto una bugia, ce l'ho i soldi, vieni. Io non li avevo, c'avevo manco per mettere la tavola. Non c'aveva neanche? Non ho capito. Per apparecchiare la tavola. Per apparecchiare la tavola. Perché si fa fino all'ultimo centesimo. Allora è venuta, ha detto io non ho i soldi. Però oggi è Sant'Antonio, ma non ho questo passaggio, non mi ricordo bene perché la festa Anzio di Sant'Antonio la fanno a luglio, non la fanno a giugno. E allora io ho detto, oggi è Sant'Antonio, non mi ricordo queste parole, però io ho detto, io fra 10 giorni ho i soldi, dammi 10, ma 10 giorni. E allora ho fatto la colletta, basta, preparati i soldi,
6.000 euro sono riuscita a mettere, loro volevano 6.600. 6.600? 6.600 euro. Volevano. Io ho detto, tutto pronto, ho detto ai soldi, dice dove ci vediamo? Ho detto, dico, boh, che ne so. Dice no, a casa no. Dove? Dimmi. Ci avevo vista alla Vigno Stazione, Anzio. Alla Vigno Stazione io sono scesa sono andata a piedi, però ho incontrato una mia amica, faceva caldo, mi ha detto dove vai? Devo arrivare alla stazione, e mi ci ha accompagnata. Sono arrivata, il treno non c'era nessuno. Vabbè, mi sono messa seduta nel bar, faceva caldo. Dove è arrivata? Lei è un altro ragazzo. Ecco, dico, io stavo aprendo la borsa, dice no, ferma. Come ferma? E non ti devi dare i soldi? Dice no, qua. Siamo andati fuori, mi hanno portato dietro al bar. Ma perché tutto che... dietro, ma anche là dietro andava bene. Siamo andati ancora un po' più nascosto e io ho dato i soldi. E il ragazzo che stava con lei si è incazzato, ha detto no, ci mancano 500 euro. Lei, io dico poverina, che devo dire, perché io penso che lei aveva paura, non lo so. Ha detto no, lasciala stare. E mi sono andata via. Questo, io ho detto tutta la verità. Ok, allora è stata chiara, adesso le devo chiedere alcune precisazioni, va bene? Alcune domande. A me? Sì, a chi? Lei? Io a lei. Ah, ma sento, dica. Chi è Noemi? Chi è Noemi? Chi è Noemi, signora? Noemi? Noemi chi è? Una ragazza. Ma come entra in questa storia? Come l'ho conosciuta? Sì, come entra nella storia? Eppure come l'ha conosciuta? Sì, come l'ha conosciuta? Perché mio figlio aveva aperto l'ufficio a Roma e lei stava a lavorare con lui. E io andai a Roma, che spesso vado a prestare a mio figlio. L'ho conosciuta. E invece è successo quello che è successo. Senta signora, ma Noemi quando viene a casa sua viene da sola o con quell'altro ragazzo? No, appunto con un ragazzo. Quindi pure a casa sua? Eh? No, aspetti, forse non ha sentito la signora, guardi me. Noemi, lei ha detto che veniva a casa sua a prendere i soldi. Sì. Veniva da sola o accompagnata? Sola. Sola. E sola. E poi non è che io non lo so se veniva, non è la domanda che io ho fatto a lei, a me era importante che gli davo questi maledetti sì, soldi. però lei l'ha vista con qualcuno? A casa sua è salita con qualcuno? Sì, a casa mia poi è venuto con un ragazzo. Questo voleva sapere. E com'era questo ragazzo, se lo ricorda? Un po' robusto. Un po' robusto. Però nelle foto non l'ho riconosciuto. Vabbè, non si preoccupi, è venuta con uno un po' robusto. E quando è venuta a casa sua, chi ha parlato, Noemi o il ragazzo? Noemi. Noemi. E che cosa le ha detto su questo debito? Io la vedevo molto spaventata, molto agitata e diceva, vabbè però adesso come si fa, come non si fa? E lui era un po' più aggressivo, un po' più... non lo so, dico, senti, questa storia finisce, quanto devo dare? Io le do e se finisce la storia. Non cercate più qua niente, non c'è più niente. E ho fatto così, e così è finito. Ma le ha detto Noemi che questi soldi dovevate darli per forza? No, ha detto che ti devo portare a delle persone che facevano del male a Fabrizio. Non ho capito, non abbiamo che sentito. I soldi li doveva portare a delle persone che facevano del male a Fabrizio mio. Questo è quello che le ha detto Noemi? Ma la vedevo molto spaventata, a dire la verità. Lei deve dirci cosa ha visto, che cosa ha percepito. Ecco, io quello che parava, quello che ho percepito
e lei era molto agitata, perché infatti quando io ho dato i soldi, che ci mancavano 500 euro, che non sono riuscita a metterli, e lei mi ha difeso, ha detto vabbè lasciala stare, dai, lasciala stare. E l'ho detta al PM. Ora, come devo dire, tante cose non mi ricordo più. Sì, non si preoccupi. E lei ha detto la visita di Noemi lei la riceve il giorno di Sant'Antonio, cioè lei si ricorda... No, io volevo contare i soldi. Io li volevo contare. Sì, ma No, lei... ascolti, prima Sì, perché dico dopo se dici... Aspetti signora, Sì. prima lei ha fatto riferimento alla festa di Sant'Antonio. Il PM voleva sapere che cosa c'entra la festa di Perché ho Sant'Antonio, giurato su Sant'Antonio. perché lei ha giurato su Sant'Antonio? Te lo giuro che mi sembra che ho detto che oggi è Sant'Antonio. Sì, perché era la festa di Sant'Antonio, perché a giugno viene Sant'Antonio, però anzi vanno alla festa a luglio. E allora io ho detto, ti giuro su Sant'Antonio che io 10 giorni ti do i soldi. In questo incontro fatto prima in quell'incontro che ha descritto prima, va bene. Senta, lei ha detto ho fatto una colletta, no? Lei ha detto ho fatto una colletta per racimolare i soldi. Faccio una... sì. E chi gliela ha dati questi soldi? Ho chiesto alla madrina, non posso dire chi mi ha dato i soldi, perché non voglio essere... Mi hanno prestato, un'amica, mi dai prestiti. Ascolti, ma dica così da chi non è detto che debba fare i nomi. 500, da un'altra amica 500, mia figlia mi ha dato l'altro quarto i soldi e ho cercato di mettere insieme. Ha venduto anche dei quadri che aveva a casa? No, ma quello prima. Ah, prima. Vabbè, allora poi ci E prima arriviamo. dobbiamo fare i paghi. Prima. Senta signora, quindi alla fine quanto gli ha dato? 6.000 euro? 6.000 tutti in contanti, Tutti in contanti. che ci mancavano 500 euro e a quel ragazzo non gli stava bene. Senta signora, ma facciamo un passo indietro. Lei ha detto che questa storia l'ha saputa solo alla fine, ma lei... Sì, non proprio, ma voglio dire, 3-4 mesi prima. Ma lei ha detto che prima di sapere, quando è che suo figlio le chiedeva 1.000 euro, 800 euro, che faceva dei vaglia, quando glieli chiedeva? Da quanto tempo prima? Parecchio. Perché lei ha detto, quando l'ho sentita io, si ricorda sì, quando è venuta a Piazzale sì. Gloria, già da un anno circa, quindi da un anno prima, mio figlio con cadenza mensile, cioè ogni mese e con scuse varie, oggi ha detto per l'avvocato per esempio, mi chiedeva in modo impellente somme di denaro. La conferma questa cosa? Un anno indietro, Ascolti, no? Da un Non mi anno ricordo. Signora, il pubblico ministero le ha chiesto, prima prima che lei poi decidesse di pagare tutto insieme, per quanto tempo suo figlio le chiedeva dei 4-5 soldi? mesi, 6 mesi. Allora, Mi scusi, ma io non mi ricordo bene. non ricorda bene. Mi Allora, il scusi. pubblico ministero le ha letto quello che lei ha dichiarato a lui in quel verbale, in Se cui così è così, ha detto, non me lo ricordo. se lo ripete pubblico ministero a voce alta, Sì, lo ripeto, già da un anno circa mio figlio con cadenza mensile e con scuse varie mi chiedeva in modo impellente somme di denaro. già da un anno lei ha dichiarato in quel verbale. Non lo so, mi ricordo bene, io so che era parecchi mesi prima, adesso non mi ricordo bene. Ma si ricorda- Se lei dice che così è così, non me lo ricordo. Ma quando è venuta 3 anni fa si ricordava meglio? Quando è venuta in procura da me si ricordava meglio? Sono stata tanto male, dottore. Sono stata all'ospedale 3 volte. Dopo che ha fatto quelle dichiarazioni? Sì. Quindi il PM le C'ho sta avuto la chiedendo... polmonite, c'ho avuto la bronchite. Ascolti, il PM le ha detto, quando è andato da lui a fare le dichiarazioni, si ricordava meglio quello che era successo? Se l'ho detto vuol dire che è così. Quindi conferma quella dichiarazione? Non lo so, dottoressa, io non lo so. Come dice il dottore, io mi affido a voi, perché io non mi ricordo bene. Adesso non se lo ricorda più bene, comunque ha No, parlato perché di sono diversi... stata male, io sono venuta qui che non mi sento bene. Va bene, adesso la mandiamo via velocemente, cerchi di stare tranquilla. Comunque quelle dichiarazioni che ha fatto al pubblico ministero, quando ha parlato col PM lei ha detto la verità? Io ho detto al pubblico quello che ho detto,
io confermo tutto e mi dovete scusare se non mi ricordo qualcosa perché non sono stata bene. Va bene, ci dice la data del verbale pubblico ministero del 3 aprile 2017. 3 aprile 2017. Perché ve l'ho detto tutto. Va Da bene. un anno prima rispetto all'episodio di Sant'Antonio, sostanzialmente. Senta, signora, ma lei, no? Ha detto, io avevo dato soldi a mio figlio tante volte finché non gli ho detto dimmi la verità. Sì, l'ho detto prima. Quanto gli aveva dato? Quando? Quanti soldi gli aveva dato? Ma che ne so? Non lo so. Io so solo che il gruzzoletto mio era finito. Non lo so. Io avevo un po' di soldi da parte che li nascosti, noi tanto stavamo sicuri qua, nel materazzo. E anche là sono finiti. Mi sono tolta la fede, gli orecchini, tutto, non c'ho più niente, tanto non manco puoi portare con i ladri in giro. Si è venduta pure la fede, signora? Diamo atto che la testa mostra la mano sinistra senza... Solo chi ha i figli fede. può capire. Quando me l'ha chiesto il comandante a Frascati, dice, ma non ce l'hai, ma lei perché? Mi ha strillato. Ma Le ha- dice, perché andate che era pericoloso a portare i soldi? E io ho detto, ma lei ce l'ha i figli? Io per il mio mi ammazzo. Scusate. Diamo atto che la testa piange. Basta, adesso basta. Firmate, ho detto tutto, basta. Signora, devo fare qualche altra domanda? Abbia pazienza, signora, qualche domandina Un di po', precisione. un po' di Stia pazienza. tranquilla. Ancora. Il gruzzoletto suo, no? Quello che aveva nel materasso, insomma, quanti soldi erano? Era 4.800 euro. 4.800 euro. E poi si è venduti pure i gioielli, gli orecchini, la fede. Finiva tutto, mi è finito. Fabri, hanno finito, non c'è più niente. Ma quando ha detto a suo figlio, dimmi la verità, lui che le ha detto? E si è messa a piangere. E poi? Poi ha detto, mamma, devo pagare i strozzini. Ho detto... E chi sono? Chi era? Ma queste cose? E riconosce... Dico, come si fa a dare i soldi a questi? Ma riconosce Noemi, conosce sta gente, i strozzini. Strozzini, dico, poi si è saputo che era il nome, però... Qual era così. il nome? Qual era il nome? Non mi piace manco ripeterla. Però deve ripetere, signora, sia gentile. No. Ce lo deve dire perché noi stiamo facendo un processo... Stanno lì, stanno... No, ma non si preoccupi, signora, loro non possono né intimidirla né farle niente, né hanno intenzione di farle niente, quindi... Che erano i Casamonica. Adesso basta, ma voglio andare, non ce la faccio più. No, signora, sia gentile, poi le facciamo un bicchiere, Basta. prende un Signora, bicchiere d'acqua. pochissime domande ancora. Basta, ho detto conferma tutto. Senta, signora, ma lei, suo figlio ha detto si è messo a piangere. Ma aveva paura? Sì, E cioè, che paura perché aveva? mamma mi ammazzano. Ma aveva Mamma mia. aveva paura anche per lei? E soprattutto pure. Cioè, che cosa gli ha Avevo detto? capito tutto, dopo io sono 70 anni, avevo prima un po' di anni in meno, però io capivo, che non capisco che mio figlio è proprio preoccupato per me. Come ieri quando sono venuti i carabinieri a casa l'altra sera, mi sono sentita male e lui ha detto, dico Fabri, io sono una persona, nella vita ho vissuto seriamente, tutte le cose fatte con regola. Ma trovarsi in questa situazione ti dà un po' fastidio, soffri. Lui ha detto è colpa mia, siccome che lui non sta bene, sta in cura. E ho detto ma questo fammi fare qualche sciocchezza perché vede a me soffrire. No, io sopporto, non ti preoccupare, vengo dappertutto. Ma aveva paura per lei, gli ha detto di scappare pure a lei. Io? Lei a lui e lui a lei? Andai in America? No,
No. Lei ha detto, quando l'ho sentita, Sì. Fabrizio mi disse, visibilmente preoccupato, quelli mi fanno fuori, e mi chiese di tornare a Salerno. Sì, l'ho mandato via dai fratelli miei, forse. Sì, no, Fabrizio ha detto a lei, tu vattene a Salerno. Ah, sì! Ma io non vado da nessuna parte, ho detto. Io non vado da nessuna parte. Vado a Salerno e lascio... no. Senta, lei ha detto, allora io ho detto a mio figlio, parti. Vai via. E dove è andato? In America. In America. E chi ha pagato il viaggio? Io! L'ho detto già, sono io che ho pagato. E i soldi glieli ha dati sua figlia? Ho raccimolato in giro. Va bene. Ho raccimolato. Ma signora, Mi sto togliendo i debiti. in quel periodo suo figlio viveva con lei? Certo. Senta signora, lei ha detto che ha visto Noemi 2 volte, una volta è venuta a casa sua con un uomo e la seconda volta alla stazione di Ravigno con un uomo. L'ho visto pure un'altra volta a Roma. Sì, no, per i soldi sto dicendo. Per l'episodio Sì. 2 volte. 2 volte sempre con un uomo. Sì, io talmente che dico, ma speriamo che andrà tutto bene, non mi danno più fastidio. Ma era sempre lo stesso uomo, quello robusto che ha detto prima? Ho capito? L'uomo che stava con Noemi, quello robusto, Un po' robusto. era sì. sempre lo stesso tutte e 2 le volte? Sì. Senta signora, ma suo marito, Checchi Pasquale, la sapeva tutta questa storia? No. Non gliel'ha detta? No, se no facevo guerra in drogati, chissà che succedeva al finimondo, evitiamo tutto. Senta signora, le faccio vedere l'album fotografico che le ho fatto vedere l'altra volta. Le faccio vedere le foto. Un'altra volta, mamma mia! Si- Non mi faccia, la prego, signor giudice. No, non li voglio vedere, su. Signora, solo se La mi prego, dice... io uno solo è conosciuta, lei e basta. No? È l'ultima domanda signora, solo se mi dice se riconosce... Una domanda e basta, lo prego. se riconosce Noemi Perché e quello io ho che stava preso con lei. la pillola cardio per il cuore. No, sia tranquilla signora, che per carità non vogliamo che si sente È la male. prima volta che entro in tribunale. io. Ascolti signora, ascolti a me. Adesso le facciamo vedere delle fotografie e lei deve dire se tra queste fotografie riconosce Noemi. Mi sono fatto da lui. Sì, ma lo so, lo deve fare davanti a noi, deve signora. dire pure lei. E se tra queste persone riconosce il ragazzo che ha accompagnato Noemi, va Ok. bene? Sì, Presidente, Allora, diamo atto Tutte che viene quante. esibito Mamma un mia. album fotografico comprensivo di 24 il 24 che è fotografie. lo stesso che è stato esibito. Già esibito in fase di indagine alla Teste. Prego, non mostri ovviamente l'ultima pagina. Figuriamo. No. Che brutta gente. No. Non lo conosco. Questa è Noemi? O no? No, questa. No. Questa è Noemi. Quale numero è? Numero 6. Foto numero Noemi. 6 è Noemi. Senta signora, quando è stata sentita da me, Scusi pubblico ministero che era spento il microfono, diamo atto che la Testa ha riconosciuto la fotografia numero 6 che corrisponde alle generalità di Ranieri Noemi. senta signora, è quello robusto che era con Noemi, lo vede in quelle foto? Sto guardando. Ma da tutta la faccia brutta. No. Ma era più giovane. Ma non lo so, era più giovane. Vabbè, allora io Presidente do atto. Signora, lei quando è stata sentita da me e ha visto quell'album ha detto la foto numero 3, fategliela vedere, è fortemente somigliante all'uomo che era con Infatti non noi. riesco a vederlo. Un po' ciccione. Sì.
Sì, ma adesso a vedere non sembra lui, era più giovane, qui è più vecchio. Che le devo dire, signora? E abbiamo fatto Ma qualche non lo anno. so, guardi. Sì, la sì, verità. signora, ma lei l'ha visto nel 2013, questa è una foto. No, ho detto che è lui io. Ha detto è fortemente Che somigliante. cicciotto, però non lo so, ci stanno altri ciccioni? Va bene, signora, grazie, io non ho altre domande. Chiedo Scusatemi. l'acquisizione dell'altro. Si preoccupi. Scusatemi. Guardi signora, vuol bere un goccino d'acqua? Grazie, grazie. Non possiamo darle il Quello bicchiere lasciamolo però là, poi lo insieme. facciamo Abbiamo vedere. finito? Aspetti un attimo. Ho dato atto. La foto Dipende numero dall'avvocato 3, Nasso. però insomma è relativa alla persona di Fazzari Massimiliano. Fazzari Massimiliano. Allora, non ci sono altre domande del pubblico ministero? Le parti civili hanno domande? No? La difesa? Sì, grazie. Prego. Buongiorno signora. Chi è? Sono l'avvocato io. Sì, avvocato, guardi, si abbassi la mascherina, Sì. sennò Signora, veramente non non la si sento. sente. E poi l'aiuto io che gliele ripeto. Grazie, sì. voce Signora, alta. mi sente? Sono l'avvocato Naso e difendo alcuni degli imputati di questo processo. Le devo fare poche domande. Quante domande mi devi fare? Poche, non si preoccupi. Senta, ci ha riferito che lei ha visto Noemi in quelle occasioni in cui le ha restituito i soldi, ma ci può dire da quanto tempo lei conosceva ma io non l'ho Aspetti un detto. attimo, signora, No, aspetti un attimo. signora, aspetti. Mi faccia finire la domanda, se no poi non ci Che capiamo. te lo dica al giudice, il giudice Sì, lo guarda, sento avvocato, meglio. lo dica a me Da che quanto tempo conosceva Noemi? Da quanto tempo sapeva dell'esistenza di Noemi? Da quanto tempo conosceva E Noemi? gliel'ho detto, giudice. È il giorno che sono andata all'ufficio. Ma quanto tempo prima rispetto a questi fatti? Che Giudice, non mi sta facendo venire la parola. All'euro mio figlio ha messo l'ufficio. Sì, ma quanto tempo prima è avvenuto che ha conosciuto Noemi per la prima volta? E lì, poi è venuto a casa. Quando? Quanto tempo prima? No, niente prima. No, ascolti signora, ascolti. Allora, lei ha detto, io ho conosciuto Noemi perché lavorava con mio figlio all'Euro. A Roma, all'euro. All'Euro. Poi c'è stato il fatto dei soldi, d'accordo? Ma io poi... Ecco, quindi quanto tempo prima rispetto alla vicenda dei soldi lei ha conosciuto Noemi? Se lo ricorda? Quanto tempo prima? Parli bene, signora. Si tolga la mascherina, se no non capiamo niente. La devo levare, no? O la tiene e parla a voce alta nel microfono, se no se la tolga. Signor giudice, non lo so. Non se lo ricorda quanto tempo prima? Prima Della vicenda dei soldi, dell'incontro. No, io ho dato i soldi, è venuta a casa. No, prima, quanto tempo prima l'aveva conosciuta? È all'ufficio. Quanto tempo Non prima? lo so, non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Ma lei sa che rapporto avesse Noemi con suo figlio Fabrizio? Lavoravo con lui. Lavorava con lui e basta, erano amici? Certo. Sa se suo figlio ha avuto una relazione con Noemi? E questi sono affari loro, se erano fuori No, da- se lei lo sa, lo sa? No. Non lo sa. No. Ma l'ha mai chiamata, ad esempio, al telefono Noemi? Aveva il suo numero di telefono? Sì. Quindi c'era un... E quando ci siamo incontrati, lavoravo con mio figlio e mi ha dato il numero. quindi era capitato che Vabbè, ma Aspetti signora, faccia finire la domanda. Prego, avvocato. È capitato che vi sentiste al telefono? La signora con Noemi? Sì, la signora con Lei Noemi. e Noemi, vi siete mai sentite al telefono? Lei con Noemi? non me lo ricordo. Non se lo ricorda? No. Ma lei c'aveva il numero di Noemi? Lei? Lei, signora, aveva il numero di Noemi? Sì, me l'ha data a Roma. Ah. Le ha dato, ma perché le ha dato il numero di telefono? Ma lavoravo con mio figlio, se cercavo mio figlio, stava lì all'ufficio, me lo poteva passare delle volte normali. Quindi è capitato che vi siete sentite al telefono, lei e Noemi? Perché devi andare a pigliare i soldi. Solo per quello? Non lo so, non mi ricordo perché, non mi ricordo. Non lo so. Può darsi l'ho chiamata perché lavoravo con mio figlio, non lo so. Quindi può darsi che l'ha chiamata, dice lei, adesso non ricorda con Ma precisione? non mi ricordo, giudice, non mi ricordo. Sto passaggio non lo so.
Senta, ma quando suo figlio le dice di avere questi debiti, lei capisce che aveva questi debiti? E suo figlio si apre con lei, si confida con lei? Le riferisce a lei che ruolo aveva Noemi in questa storia dei debiti? Suo figlio le disse qualcosa su Noemi? Ha capito la domanda? Che ruolo aveva Noemi? Suo figlio le disse se Noemi aveva un ruolo e quale ruolo in questa storia? No, quasi all'ultimo, quando io gli ho detto, ma perché sta parola chiave? Uno piglia i soldi con una parola chiave, se mandi all'avvocato, mandi all'avvocato, che l'avvocato fa una pratica, non lo so. E io, e lì ho capito che c'aveva questo ruolo. Sì, ho capito, ma allora, siccome lei ci ha detto prima che suo figlio aveva debiti con degli strozzini. Ma mica potevo immaginare che era Noemi. Ma Noemi che c'entrava con gli strozzini? Ma che ne so, ma io che l'ha detto che c'entrava? Però lei i soldi, e anche tanti soldi, erano i suoi risparmi. I soldi perché lei è lei quella che mi ha detto Fabrizio di dare i soldi. Sì, però... E all'ultimo è così, che ne so, io non lo so. Lei ha detto che ha prosciugato tutti i suoi risparmi e ha messo i risparmi nelle mani di Noemi. E io ero preoccupata, signor giudice? No, lei ha prosciugato, avvocato, lei ha finito i soldi che aveva da parte, li ha presi tutti per pagare questo debito e li ha messi nelle mani di Noemi. Il Presidente però non ha detto così, perché lei ha detto i soldi... Signora, aspetti un attimino. No, l'opposizione in questi termini, il testo ha spiegato che tutti i suoi risparmi li ha utilizzati per darli al figlio per fare i vaglia. Quando poi quando si sono finiti ha detto dimmi la verità, e quello gli ha detto la verità, quindi i soldi che ha dato a Noemi sono frutto di una colletta, non il gruzzoletto che già aveva dato. Vabbè, il gruzzoletto l'aveva già dato. Allora, lei ha fatto questa colletta di 6.000 euro e li ha messi nelle mani di Noemi, è così? Sì. E quindi sapeva che Noemi aveva un ruolo. Ma perché... all'ultimo lo sapevo sì, che le doveva portare, era lei che si interessava. Che ne so io, ma non lo so. Ma che devono bracchetti qualcosa? Ascolti signora, la domanda fa questo avvocato perché fa questo ragionamento, ok? Dice, lei dà tutti i suoi soldi, quelli che servono per estinguere definitivamente il debito, nelle mani di Noemi. Quindi come fa a fidarsi di Noemi? Vuol dire che Noemi aveva un ruolo in questa vicenda? E se sì, quale ruolo? Se no perché lei si fida, ascolti, perché si fida di dare i suoi soldi a Noemi? L'impressione mia era che Noemi aiutasse Fabrizio che portava i soldi via a questa gente per non avesse più problemi. Però la mia impressione. Ma quello che invece le è stato detto da suo figlio non le ha detto niente di Noemi? Non c'era più, ci ho mandato via. Ah, l'ha mandato via? Sì. Non è che potevi dire, chiedo a lei, no, non c'era più. Se n'è andato. Però ascolti, allora gliela faccio io, mi scusi avvocato, la domanda. Se suo figlio era andato via, come fa lei a sapere che lei dando i soldi a Noemi veramente... Aspetti. Chiudeva la storia? Come era sicura che quei soldi andavano? Ti la spiego. Agli strozzini? Allora, mio figlio è arrivato tutto agitato. Mamma mi vogliono ammazzare. Ma come ti vogliono ammazzare? Ma che stai a dire? Allora fai una cosa, fai la valigia e vattene, me la risolvo io questa. Mamma, ma tu non ti preoccupare, ci pensa mamma. E a chi come faccio? Dici da lei a Noemi. Ah, quindi è suo figlio che le ha detto di dare i soldi a Noemi. Punto. Noemi ci penserà lei e lei sarà stata una... questo poi lei ha dedotto che fosse un intermediario, questa è la sua deduzione. Però. Brava, questo ho pensato. Forse lei voleva portare i soldi, faceva così. Brava, è così proprio ho pensato. Senta signore, quando suo figlio le ha detto mi vogliono ammazzare, me ne vado, e lei ha detto ci penso io, e lei non aveva paura? No. Per mio figlio non ho paura di nessuno. Ho capito. Quindi per mio figlio mi faccio tutto. Ho capito. Tutto, è la vita mia. Senta, ricorda che quando si è incontrata alla stazione per dare i soldi a Noemi, che ha detto che Noemi l'ha portata dietro, poi dopo ha incontrato qualcun altro lei? Dopo? C'erano altre persone poi che stavano con Noemi, a parte quell'uomo robusto? No, non l'ho più vista. Io, la verità proprio del cuor mio, era sempre un po'
c'aveva sempre un po' paura per mio figlio, sempre, non per me, perché la vita mia non serve più. Ho chiamato più volte Noemi, volevo sapere, è nata a destinazione, è tutto a posto? Non mi ha risposto più. Ah, non le ha più risposto al telefono? Non mi ha risposto più, poi mi si è rotto il telefono, mi hanno regalato quello nuovo, tu metti i numeri nuovi e non ce l'ho avuto più. Ma stiamo parlando sempre... Subito dopo che lei aveva dato i soldi? Cioè l'ha cercata Noemi, lei subito dopo che aveva consegnato i soldi? Non l'ha sentita più, ma dico l'aveva cercata subito dopo che aveva dato i soldi? Due volte, volevo sapere se stava bene, perché a io nel cuor mio dicevo Madonna, speriamo che va tutto bene, che non gli fanno del male. Questo è il mio pensiero. Senta signora, ultime 2 domande poi ho finito. Meno male. Sì, meno male. Senta, ma quando suo figlio gli parla degli strozzini... Io pensavo quella gente che... Ecco, ma le fa subito il nome o no? No. Ah, e che cosa gli dice? Strozzini? Dopo, quando stai lì i figli, so se lei ha i figli com'è, devi stare lì a dire, e dimmi, e dai mamma fammi capire, e ho capito, me l'ha detto. Ma che cosa le ha detto? Perché lei, quando viene sentito dal PM, fa riferimento agli zingari. Quindi suo figlio le ha parlato degli zingari? Beh, però la contestazione... Sì, adesso l'aiuto io. La Sì. contestazione corretta è: mi riferisco agli zingari di cui ho paura a pronunciare anche il nome. Io stavo facendo riferimento a un altro passo, Sì, poi io ci sarei esatto. arrivata. Mi ci No, faccia però andare. questa frase presuppone che E il nome dopo lo conosco. gliel'avrei contestata, infatti. Voglio sapere prima in prima battuta cosa le ha riferito suo figlio. Cioè gli ha detto ci sono questi strozzini, gli ha detto sono degli zingari. No, mio figlio... No, ma qual è questo zingaro? Chi l'ha messo in mezzo? Lei ha usato Io la ho detto parola zingaro nel zingaro, verbale, sì. Signora, lei parli adesso. Io ho detto zingari. Zingari. Sto parlando qui dentro, non mi sente? Sì, io sento, prego. Ho detto? Non mi ricordo. Io non dico zingari. Allora dica che cosa le ha riferito suo figlio quando ha parlato di questi strozzini. Ma perché quando ha detto strozzini ho pensato a quelli che stanno per strada, ma io sta gente, ma io non ho avuto mai a che fare con queste cose, non lo so. Vabbè, quindi lei pensava che erano i soliti persone che perdono i soldi a strozzo. Brava. E invece basta. E basta. L'ultimo poi dice no mamma, i soldi devono andare là e Noemi le porta. Ok, vai via, tranquillo che ci penso io. Cioè Basta, quando dice finito, devono basta. andare là, lei si riferisce ai Casamonica, quindi quando dice suo figlio mi ha detto devono andare là. Sì, all'ultimo. Ecco, allora le chiedo quest'ultima cosa, ma lei in quel momento che cosa sapeva di Casamonica? Ma che non sapevo niente. Che ne so io? Ma che mi mette a vedere questa gente? Ma che ne frega me? No, io non le sto chiedendo se li conosceva, No, le sto basta. dicendo... Ascolti, sia tranquilla. Sì, la domanda è devo che prendere cosa... una pillola adesso. Ah, deve prendere una pillola? Se la deve prendere, la prenda. Prenda la pastiglia, signora. Aspetta un attimo. Basta, vi prego, non ce la faccio più. Ascolti, solo questo... Ma io non ho denunciato nessuno. Ascolti, signora, ascolti un attimo. Deve prendere una pastiglia? No, l'ho presa prima, ma aspetta un altro po'. Sia Prenda un tranquillo. po' d'acqua, signora. Prenda un goccino d'acqua. Aspettiamo un secondo. Così... No, signor Giudice, ma io non ho denunciato nessuno. No, signora, ascolti, ma lei non ha denunciato nessuno, ma ha riferito dei fatti, no? E quello che ha raccontato più o meno mi sembra senza... Ma io ho parlato prima a Frascati per la prima volta, poi ho parlato con il pubblico ministero. Per me, Giudice, quello che dice lui è tutto esatto. Lo so, Basta, le non mi ricordo più piacerebbe niente. pure al PM. Mi posso pure aver dimenticato, perché non so Però bene. esistono Non dei sono posti di stata No, ma non si, bene. la signora, non difesa, si il agiti, beve un processo, goccino so che vi d'acqua. dispiace. Facciamo tranquillizzare un attimo la testa. No, noi abbiamo finito. No, perché ma io sono stata all'ospedale.
Io sto male, come voi lo dite? Ascolti signora, vuole riposarsi un pochino? Abbiamo quasi finito. Già quella, No, si vuole riposare un attimo? Perché rischio la trombosi tu. Ma guarda, No, signora, per che io ho carità. finito, non ho più Ce domande. l'ho le pillole appresso. Ascolti signora, il Io sto rischiando adesso sta qua, proprio per aiutare, per essere leale nei confronti dell'arma. La verità, per essere leale. Perché sono andata a Frascati, ho trovato persone eccezionali, sono andata dal pubblico ministero ancora migliore, però io ho detto una parola, quello che ho detto a lui. Ascolti signora, il processo si fa qua. Ha capito? Ma chi ci va? Ma io non ci vado più. No, ma non è vero, ascolti. Ha detto che oggi, ma non si deve agitare. Ascolti, non si deve però agitare. L'avvocato voleva sapere questa cosa da lei. Senta a me e risponda. Ecco. Allora, quando suo figlio le fa il nome dei Casamonica come gli strozzini del momento, della situazione, lei che cosa sapeva di Casamonica? Beh, che era una persona non raccomandabile. Ogni tanto per televisione, telegiornale, vedi? Perfetto. Questo volevo sapere da lei. Vedi? Grazie signora. Dico, Dio, ma figlio mio, ma che hai combinato? Mamma, è così, va bene, vai via, ci penso io, punto. Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei e mi scusi se Non si sono stata un preoccupi. po'. Vi ho fatto pure ridere stamattina, guarda un po'. Ancora un attimo mi devi chiamare. È finita. Meno male. Ecco, questo no, infatti. Come? Questo. Ah, lei, meglio lei. Signora, senta, adesso è così gentile che risponda a qualche domanda mia? Va bene? Tre Voglio andare domande. via. 3 domande sole, ok? Ah. Di precisazione. Lei più volte ha detto che quando suo figlio le chiedeva i soldi per pagare, lei si è accorta che nei vaglia che suo figlio faceva c'era una Avevano una parola chiave. C'era una parola chiave? Cioè, che vuol dire esattamente? Che ci spieghi esattamente? Io non lo so, però scusi, se lei mi vuole mandare i soldi a me, Sì. scriva a lei Eulalia. Invece, non mi mette una parola chiave. e invece qual era questa parola chiave che lui metteva? Non me la ricordo. Questo non lo io ricordo solo che parola chiave. Ma perché sta parola chiave? Ma io ti voglio Ma scusi, vuol dire che lui metteva nel vaglia parola chiave? Così proprio parola chiave, o metteva una parola che serviva a chi riceveva il vaglia a capire? Faccio un pochettino qua. Ci faccio un esempio, Allora, così capiamo se bene. mia madre che me ne ha mandato dei soldi e mandava i soldi, lei Eulalia, come si chiama? Vabbè, lei Eulalia, io andavo e mi pigliavo i soldi. Sì. Allora, Scusate. Prego. E così, allora ho detto, amore, ma a forza di sta appresso, poi all'ultimo ha detto, mamma, qua è così, ah sì, va bene, allora qua bisogna sistemare le cose. Quindi ascolti però, che cosa c'era nel vaglio che faceva suo figlio che non era secondo lei normale? Per me non era normale quando scrivevo la parola chiave. Ma scusi, non metteva il destinatario di quel vaglia? Non lo so. Non lo sa. Non lo so. Non lo sa. Ma i soldi andavano lì. No, forse no. Che lei... Ancora è andato avvocato. Hanno tutte che toniche qua. Senta, ma la parola chiave era quando veniva fatto il vaglia? Sì. Sul vaglia la parola Su chiave. Vaglia. E lei Alla se n'è posta. accorta come mai di questa Guarda, cosa? che io ce l'avevo a casa quel foglio. C'aveva un foglio? Ma l'ho buttato tutto perché non volevo più ricordare niente. Perché io l'ho sottratto a mio figlio. Si usava, ho detto, ma devo dire sta cosa che cos'è? Perché proprio per essere così impicciona mi sono accorta del problema. Ho capito. Per stare mi sono accorta
si è resa conto. Che abbiamo pagato. Però diciamo che non abbiamo capito proprio bene, però insomma lei si è accorta che quando suo figlio faceva i vaglia per dare i soldi, metteva su questi vaglia, non li faceva in un modo normale col destinatario, metteva una parola chiave su questi vaglia? Non lo so. Ma erano dei nomi? Questa parola chiave che cos'era? Era un nome di qualcosa, di una persona, di un oggetto? Non lo so io perché mi ricordo questa parola chiave. Signor giudice, non me lo ricordo. Non se lo ricorda questo passaggio. Vabbè. Non so se l'aveva precisato in fase delle indagini. Te l'ho detto a lei? No, non l'aveva precisato, ma mi pare di capire che il problema fosse il destinatario, cioè lui diceva rimanda l'avvocato e poi la signora, come dice, che in picciona si rendeva conto che c'era scritta un'altra cosa, questo ho capito io. Questo ha capito lei. No, io infatti non ho capito, lei prima ha fatto riferimento all'avvocato nel senso che era suo figlio che le diceva mando i soldi all'avvocato. Diceva la bugia. Ah, ecco, quindi suo figlio le diceva devo dare i soldi all'avvocato, invece poi... Perché mi sta facendo una pratica... Ah, ho capito, quindi lei poi ha visto i vaglia, ha visto che i vaglia non c'erano questi riferimenti e quindi ha capito che non era vero. Mi impicciavo un po'. Ho capito. Però ho capito. Non vorrei che sia un problema per mio figlio, ma questo per lei. Senta, suo figlio le ha detto, a un certo punto lei ha detto che suo figlio le ha detto che Noemi conosceva gli strozzini? No. Prima lei ha fatto riferimento al fatto... No. Sicuro? No, C'era sembrato di no. capire così? Sì, faceva da intermediario, quindi non so, li conosceva già da prima, sa niente del rapporto fra Noemi no. e quelli che volevano i soldi, già Casamonica? L'ho ripetuto e non sono buciarda, già io l'ho ripetuto, ho saputo da pagare 4-5 mesi, ma io non ricordo precisione. Però ascolti, lei a un certo punto prima ha raccontato di quando suo figlio le ha detto la verità. All'ultimo. A giugno. E ha fatto... Sì, perché l'ho detto vai via. Ascolta, e le ha detto che i creditori erano i Casamonica. E lei si è arrabbiata, me lo ricordo benissimo, e lei ha detto che si è arrabbiata dicendo ma con chi ti sei messo... Sì, perché un po' di giorni prima, questo è durato, signor giudice, una settimana, sempre a stare lì, dimmi. E alla fine ha ceduto. E allora quando me l'ha detto, ho detto vabbè, allora facciamo, lascia stare tutto, vai via, che tu non fai del male, ci penso io. Ascolti, ma lei... ha chiesto a suo figlio come mai aveva conosciuto i Casamonica. No, non gliel'ho chiesto. E prima ha detto come mai ti sei messo con questi? Il suo figlio... ho detto, ma proprio così, ma come vai? Ma come hai fatto? Mamma non lo so. Quindi non le ha detto come era entrato in contatto con i Casamonica per avere i soldi? Suo figlio... mi ricordo, mi ha detto che li conosceva Noemi. Ecco, questo volevamo che lei precisasse. Ho detto bene? Sì, no, vabbè. No, perché io, sa perché mi rivolgo a lui? Perché il cuor mio, a lui ho detto tutto. Okay. Come l'ho detto a Frascati, non vorrei sbagliare. Perché è passato del tempo e lei non è stata bene. Va bene, ascolti, aspetti, veda. Abbiamo finito, me ne ha fatte 3, Sì, no, gliene ho fatte 2. Erano 2, aspetti un attimo. Quindi vabbè, qual era? Ah sì, anche questo già l'ha detto, però se ce lo precisa un attimo. I soldi che lei aveva messo da parte per sotto al letto anche, no? Si ricorda? Per farlo? Il gruzzoletto che lei aveva e lo teneva sotto il materasso. Li aveva già consumati prima per dare i soldi a suo figlio? No, a mio figlio glieli davo quando rivolevo, prendevo. Perché poi non sapevo nemmeno quanto ci avevo là. Veramente, perché quando ho 50 euro la metto là, ho capito. 50 euro la metti là, risparmi. Certo. E poi non lo so, non mica stavano a contare quanto c'erano. Ti serve questo, dai a mamma, non ti preoccupare. E poi vedi, vabbè, mi vendo tutto. Basta. Ho capito. Non mi dica più niente, la prego, basta. Grazie finito? Signora, vada tranquilla. Si prenda, beva un altro goccino d'acqua uscendo. Ma prendo sì. Rimanga un po' tranquilla, l'accompagna lei, mi raccomando. Arrivederci signora. È stata molto spontanea. È molto spontanea. Mo stia tranquilla, si metta seduta, si riposa. Arrivederci.
Allora, per completare l'audizione della testa diamo atto che viene acquisito al fascicolo per il dibattimento l'album fotografico esibito alla Teste Leo nel corso della sua deposizione. Allora, sentiamo l'altro teste. Facciamo entrare il signor Checchi. Ah sì, sì, poi questo magari lo diciamo dopo. Prego. Chi è? Ecco, collegati? Benissimo. Buongiorno. 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 Allora, lei è qui come testimone e quindi si deve impegnare a dire la verità. Legga quella formula scritta davanti a lei ad alta voce. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Bene, come si chiama? Checchi Fabrizio. Dove è nato e quando? Ad Anzio, il 20/11 del 75. Bene, prego, pubblico ministero. Sì, grazie. Buongiorno signor Buongiorno. Checchi. Senta, lei conosce una donna che si chiama Noemi Ranieri? Sì. Ci può spiegare al Tribunale quando, dove, come l'ha conosciuta e che tipo di rapporti ha avuto? Allora, io l'ho conosciuta per motivi, diciamo, di amicizie collaterali, quindi che avevamo insieme. E dopodiché io ho aperto un ufficio a Roma e lei mi aiutava come collaboratrice. Allora, innanzitutto se ci dice quando più o meno l'ha conosciuta. Il 2000, cioè temporalmente penso nel 2010-2011, quello è il lasso di tempo. E ha detto, ho aperto un ufficio, che tipo di ufficio era, dove l'ho aperto? Allora, era un ufficio di intermediazione finanziaria a Roma sulla Colombo. E la Ranieri era una sua collaboratrice in questo ufficio? Sì, mi aiutava, era una segretaria. Per quanto tempo ha avuto questo ufficio? Poco, perché poi sono verificate, insomma, delle conseguenze, quindi l'ho avuto per un 6 mesi, 5-6 mesi. Ma cioè, l'ha chiuso per quale ragione? A Noemi? No, l'ufficio, no? Sì. L'ufficio sulla Colombo, ha detto? Sulla Colombo. L'ho avuto per qualche mese, se ho capito bene. Ma poi lo ha chiuso perché? L'ho chiuso perché ho avuto delle difficoltà economiche. Ok, delle difficoltà economiche. Restando su Noemi, aveva un compagno, era single, che lei sappia? So che aveva una relazione con Massimiliano Fazzari, però era in quel momento in una situazione di... non erano, cioè abbiamo un figlio con questa persona, ma non erano in rapporti continuativi. Lei l'ha conosciuto Massimiliano Fazzari? Sì, conosciuto. Dove l'ha conosciuto? Per il tramite di Noemi Ranieri, per il figlio, non mi ricordo benissimo, o a Roma sicuramente, o ad Anzio. Cioè, il giorno della conoscenza non me lo ricordo. Perché lei ha detto, quando è stato sentito, ho visto Massimiliano Fazzari un paio di volte, è venuto a casa mia con Noemi a Nettuno, in via Vittorio Veneto. Sì. Lì lei viveva da solo o No, aveva... vivevo con la mia attuale compagna, Che si chiama? Silvia Guerra. Silvia Guerra. Senta, aspetti un attimo che... Lei ha mai conosciuto persone appartenenti alla famiglia Casamonica? Sì, Ci può spiegare chi ha conosciuto, come, tramite chi? solo Massimiliano Casamonica e Deborah, la moglie, E tramite chi li ha conosciuti? Noemi Ranieri. Ecco, e la Ranieri com'è che li conosceva?
Perché aveva un'amicizia d'infanzia con la moglie Deborah. Dove li ha conosciuti? A casa di Massimiliano Casamonica. E dov'era questa casa? Ad Ostia. Più precisamente? Precisamente, sì, diciamo, no, all'Infernet, tra Ostia, diciamo, la via non... Sono stato 2 volte, quindi non è Perché lei ha parlato sempre, è stato sentito 2 volte di una casa in zona Infernet. Infernetto, sì, Ostia, c'è quella zona lì. Senta, ha mai avuto rapporti di debito credito con Massimiliano Casamonica? Sì. Può spiegare al Tribunale come, quando, tramite chi, i termini del rapporto? Allora, io di rapporto effettivo con Massimiliano Casamonica non l'ho avuto sulla parte di debito o credito, l'ho avuto tramite Noemi. Tramite Noemi. Cioè era il periodo in cui lei era in difficoltà economica? Io non ero in periodo della difficoltà economica, non ero cioè, anche perché non era una grande cifra, però è stata richiesta la prima tranche da Noemi a Massimiliano Casamonica di 2.500 euro, mi pare. Perché innanzitutto lei, quando è stato sentito il 31 maggio 2016, ha dichiarato: io in quel periodo, proprio a causa delle difficoltà economiche in cui versavo, non potevo chiedere prestiti in banca perché non avevo forme di garanzia. In quel momento ho visto in questa conoscenza con Massimiliano Casamonica la possibilità di avere una piccola boccata d'ossigeno per andare avanti. La conferma questa? Sì, la confermo, però io non ho chiesto personalmente io a Massimiliano Casamonica. Sì, ok. Sì. Quindi innanzitutto mi conferma che lei decide di avvalersi, insomma, di questo prestito perché era in difficoltà economica? Sì. Ok. E gli chiede tramite Noemi? Sì. Sì? Li chiede tramite Noemi? Sì. Appena si va annuito, però deve sempre parlare nel microfono. Ah, sì. Ma sapeva che Noemi gli stava chiedendo a Massimiliano Casamonica? Certo. Ok. E lei aveva mai sentito parlare della famiglia Casamonica o no? Sì. Cioè, non si aspettava poi di trovarsi nella situazione di cui parlerà fra poco o era consapevole, insomma, questi che... termini è suggestiva, credo. Ha ragione, avvocato, la correggo. Può spiegare, innanzitutto vorrei sapere, lei ha mai collaborato con associazioni anti-racket? Sì. Ok. Sono attualmente... Ha mai sentito parlare della famiglia Casamonica? Certo. Nel momento in cui si rivolge a Casamonica per il tramite di Noemi per avere un prestito, lei era tranquillo o no? No. Può spiegare al Tribunale per quale ragione? Perché diciamo che i Casamonica non è che si sa quello che fanno, quindi non è che... Non è che sono andato all'UBI Banca, sono andato dai Casamonica, quindi so che c'è un trattamento diverso. Cioè? Cioè che applicano tassi usurai. Ma a parte questo, aveva anche altri tipi di timori o no? Sì, Sono per la domande mia incolumità. suggestive Però diciamo che l'entità era Tutte. così minima che non mi sono preoccupato, credevo di poter far fronte. Non ho capito però la risposta, scusi, non ho capito. Cioè, proprio non sono riuscita a capire cosa ha detto. Io sapevo dei rischi che incorrevo in questa situazione, sapevo, però era un'entità così piccola di prestito che credevo di far fronte nel breve termine. Ecco, la domanda è, visto che l'ha introdotto lei il termine rischio, che rischi correva? Quando lei dice io sapevo dei rischi che correvo, però ero fiducioso di pagare, quindi di non avere problemi, e cioè che rischi poteva correre? Per la mia incolumità e rischi di tassi spropositati, questo. Che lei quando è stato sentito 31 maggio 2016 dice sono ed ero perfettamente a conoscenza dei rischi in cui potevo imbattermi nel chiedere un prestito di Casamonica, è un cognome conosciuto e anche oggi nel parlare di queste cose ho seriamente paura per la mia incolumità. Quello che ho appena detto. Ma ha paura anche oggi? Beh, certo. Senta, allora,
ha detto quindi per il tramite di Noemi. Vogliamo precisare esattamente i termini di questo rapporto, quanto gli avete chiesto, quali erano le modalità di restituzione? Erano 2.500 euro, se non mi ricordo male, 2.300, insomma su questa somma, il 20% al mese, 240 l'anno. Il 20%? Al mese. Al mese, fino a quando non... Vabbè, Solo senza sulla quota capitale, quindi senza un rientro del capitale. Quindi... Adesso ci arriviamo. Vorrei sapere, Noemi se gli fa dare questi soldi in un'unica soluzione o in più tranche, se lo ricorda. Quelli della prima volta è un'unica soluzione. Come? Mi pare la prima volta è un'unica soluzione. Perché lei ha dichiarato, Non mi ricordo. Noemi Ranieri si fece consegnare le somme da Massimiliano Casamonica in due diverse circostanze, più precisamente, prima si fece consegnare euro 2000. 2000. Conferma intanto questa dichiarazione, Sì. l'ha resa il 3 aprile 2017. Sì, 2000 euro, sì, 2000. Penso Il di tasso sì. di interesse ha detto quant'era? Il 20%. Il 20% mensile sul 2000. Quindi quanto doveva pagare di interessi? È 400 euro. 400 euro al mese. Ma poi stava dicendo il capitale, cioè può spiegare meglio questa modalità? Cioè, l'interesse applicato era non era sull'importo del capitale, ma era puro, quindi non aveva una decontazione del capitale, quindi si pagava solamente l'interesse sulla somma. Quindi mensilmente pagava solo interessi. Solo non c'era un piano Non di c'era un rientro anche del capitale. Quindi, cioè, in teoria lei avrebbe potuto pagare 400 euro al mese per tutta la vita? Certo. E quando si sarebbe estinto il debito? Se non pagavo i 2000 euro di capitale, mai. 2000 di capitale più la rata di E interesse? più la rata di interessi. Ok. Quindi mi conferma che l'interesse era il 20%, perché Sì. lei così aveva dichiarato a me, però prima Carabinieri aveva detto il 10%, quindi era il 20%. Il 20. Il 20%. Quindi questa è la prima tranche, 2000. 2000. Lei ha detto, gli ho fatto prima la contestazione, innanzitutto vorrei sapere, ricorda in che periodo è avvenuta questa dazione di 2000 euro? Non me lo ricordo esatto. Lei quando è stato sentito sempre il 3 aprile 2017 dice se non sbaglio si trattava di un periodo antecedente all'estate del 2012, comunque era il periodo in cui aveva aperto l'ufficio a Roma nei pressi della Cristoforo Colombo. Sì. Lo ricordo bene in quanto il debito fu contratto per pagare le spese relative a questo nuovo ufficio. Sì. Confermo. Quindi prima su contestazione gli ho ricordato che sono due diverse circostanze, la prima 2000, la seconda se la ricorda? La seconda, allora mi ricordo, la seconda mi pare 1000. E dopo quanto tempo? Dopo un mese, penso. Un mese o un paio di mesi. Perché lei sempre in questo verbale del 3 aprile 2017 ha dichiarato dopo una settimana 10 giorni Noemi Ranieri si fece consegnare altri 2000 euro da Massimiliano Casamonica. Questo... No, era allora, è stato dopo un mese, si è fatta consegnare altri, non 2000 euro, mi pare 1500, ma non erano 10 giorni. Però lei quando è stato sentito da me Sì, io 3 anni io fa... non me lo ricordo la tempistica, ricordo a quanto è arrivato poi il debito, a quanto è arrivato la sorta del capitale, ma non mi ricordo i passaggi. Sì, aspetti, innanzitutto le chiedo, Sì. 3 anni e mezzo fa, quando è stato sentito in procura, ricordava Sì. meglio? Penso di sì, era. E ha dichiarato che anche la seconda circostanza erano 2000 euro, 2000. la conferma questa dichiarazione? Sicuramente sì, perché Ok. era più E, in vicino questo, alla... il tasso di interesse era sempre il 20%, sempre del 20%. quindi doveva restituire a questo punto 800 euro al mese? 800 euro al mese. Ok. Senta, lei ha sempre pagato? No, perché poi è stata saltata una rata e quella rata è diventata capitale. E quindi? E quindi dovevo pagare 500 sulla somma di 5.000 euro. 5.000, quindi prima il capitale era 4.000, 400. no? Due tranche da Sì, due 2.000. tranche, 4.000. Lei salta una rata e il capitale diventa 5.000? 5.000.
E quindi il tasso è sempre il 20%? No, ci sono state 200 euro di arrotondamento, perché doveva essere 800. Però invece diventa 5.000, ha detto lei. E il tasso era sempre il 20%? Sempre il 20%. Quindi 1.000 euro al mese a questo 1.000 punto? euro al mese. Ok. Ricorda innanzitutto questo quando è avvenuto? All'inizio una delle prime rate o successivamente? Che lei ha saltato, questo intende? Sì, una delle prime rate. Ok, perché lei quando stavo sentito tra l'aprile del 2017 ha detto non ricordo se si trattava della prima o della seconda. Sì, era una delle... E questa capitalizzazione, diciamo, della rata non pagata, Sì. l'ha decisa lei spontaneamente ed è stata richiesta? No, è così che funziona. Cioè? È così che diventa il... Sì, ma lei lo ha detto qualcuno o spontaneamente ha capitalizzato lei? No, io non potevo spontaneamente fare niente. Cioè, la domanda la faccio, forse non sono stato chiaro. Lei ha detto... Mi è stato detto di capitalizzare la rata, assolutamente. Da chi le è stato detto? Da Noemi Ranieri. Ma le riportava le dichiarazioni di qualcuno? Sì. Cioè? Di Massimiliano Casamonica. Senta, lei a parte questo, diciamo, le rate successivamente ha continuato a pagare, Certo. quindi 1.000 euro al mese a questo punto. Ok. E come pagava? Con quali modalità? A chi dava i soldi? Sempre a Noemi Ranieri. Quindi all'inizio 800 euro al mese e poi 1.000. Poi 1000. Ok. A Noemi brevi manu, cioè glieli consegnava lei? O brevi mano con dei vaglia. Con dei vaglia. Non mi mandati ricordo la sequenza e diciamo, quando è stato fatto con il vaglia o con non se lo ricordo. Però quello si vede, insomma. Sì, quello si può vedere, però intanto lei ricorda che ogni mese pagava. Certo, Anche assolutamente. perché il mese che non ha pagato se lo ricorda bene, no? Quello Visto sì, che quello hanno capitalizzato. Ecco, tramite vaglia spedito da dove? O da Anzio, Dalla posta? dalla posta. Senta, ma come destinatario chi indicavate in questo vaglia? Noemi Ranieri. Perché sua madre ha detto c'è una parola chiave. No, era la parola, perché per fare il vaglia veloce, per fare il vaglia immediato, bisogna mettere una parola chiave che si metteva. È una procedura postale. Ok, va bene. È mai andato in vicolo di Portafurba a consegnare i soldi? Non io, sono andato con Noemi, ma non sono entrato io in vicolo di Portafurbo. È entrata Noemi Ranieri. E ricorda se in questa occasione, se lei lo sa, se li ha consegnati a Massimiliano, se li ha consegnati a qualche altro suo familiare? Questo non lo so. Non lo sa. Non lo so, perché non E lo ricorda se ha avuto modo di vedere un'autovettura parcheggiata quel giorno che siete andati? Sì, Cioè? c'era questo me lo ricordo bene, c'era un BMW nero e una come si chiama? La Mini rossa. Una Mini rossa. Una Mini? Mini Cooper. Mini Cooper. Ma sa qual era la macchina, se una di queste era la macchina di Massimiliano? Dovrebbe essere quella che aveva in uso la Mini rossa. La Mini rossa. Senta, poi, quindi lei dice questo rapporto inizia poco prima dell'estate del 2012, prosegue mensilmente. A noi risulta che il 12 febbraio 2013, dico è ufficiale, risulta documentalmente, Massimiliano Casamonica viene arrestato. Sì. Vorrei sapere, quando Massimiliano Casamonica è stato arrestato, lei ha smesso di pagare o ha continuato a No, ho continuato. In questi termini credo, Presidente, che la domanda sia stata nociva, perché sta introducendo lei il dato che Casamonica Massimiliano è stato arrestato a febbraio. E mica è falso però, è nocivo. No, che non è falso, ma chiedere se ha smesso, bisognava chiedere se a un certo momento ha smesso o meno di pagare e se l'ha fatto nel febbraio del 2013. Messa in questi termini, Presidente, ha non nociuto sono la questi genuinità nocivali. della risposta. Ma scusi, no, un attimo, il dato che è introdotto è un dato genuino, perché dice che è nociva la domanda? Il dato è genuino, ma non andava anticipato al testimone, Ma francamente non... che avrebbe potuto non saperlo. Vabbè. Comunque lo Allora le sapevo. chiedo, lei lo ha saputo in questo momento che a un Ma- certo punto è stato arrestato o l'aveva saputo anche No, all'epoca? l'avevo saputo già prima. L'aveva assolutamente. saputo. Ha detto che ha continuato a pagare.
dando sempre i soldi a Noemi? Noemi lei sa chi li consegnava? No, fisicamente non lo so. No, non alla persona fisica, ma a chi? Alla famiglia? Alla famiglia, certo, alla famiglia di Casamonica. In questo periodo lei a un certo punto ha avuto difficoltà a pagare quando Massimiliano era in carcere? Sì. E che cosa è successo? Lo può dire al tribunale? È successo che io non volevo più pagare, insomma siamo arrivati a un punto che non volevo più pagare e mi chiama Noemi dicendomi guarda bisogna pagare la rata di questo mese, allora io ho detto basta, non voglio più pagare, denuncio, perché Noemi mi riferisce in quel momento che familiari di Casamonica l'avevano bloccata in un posto. Io ho detto guarda io non ce la faccio più, vado a denunciare. Solo che sono andato poi a consigliarmi con chi mi sta vicino, invece abbiamo utilizzato un'altra procedura. Cioè con chi si è consigliato? Con mia madre, mia sorella e i familiari. Facciamo un passo indietro. Sì. Lei dice, a un certo punto mi è chiamato Noemi, mi ha detto che bisognava pagare la rata. Sì. E che lei era in un posto, com'è che ha detto? Non ho capito. Lei era, diciamo, bloccata da dei familiari di Casamonica che non l'avrebbero rilasciata finché non pagavo. Ecco, questo è avvenuto telefonicamente. Telefonicamente. In questa occasione lei ha avuto modo poi di parlare telefonicamente con qualcuno dei presenti insieme? No, sentivo le voci. Cosa le ha detto esattamente intanto Noemi in questa circostanza? Gli ha detto esplicitamente che era con i familiari di casa? Sì, assolutamente. Ho detto anche io, ora io sto andando a denunciare perché non ce la faccio più. Aspetti, poi ci arriviamo, andiamo a denunciare. Quindi ha detto io sono, come l'ha detto esattamente? Io sono con loro, sono con i Casamonica e non mi lasciano finché non viene a portare la rata. E gli ha detto se c'erano uomini, donne? Allora, su questo fattore qua Noemi mi ripeteva sempre delle donne, che c'erano insomma le sorelle che si occupavano di questo. Ma io non lo so effettivamente qual è. Perché lei nel verbale del 3 aprile del 2017 ha detto Noemi mi telefonò e mi disse io sono con loro, cioè con i Casamoni, in particolare con una donna, disse con una mia amica, io capii che si trattava di una familiare di Massimiliano, certamente non di Deborah che io conoscevo. Certo. Conferma? Sì, assolutamente. Ok. Ricorda se in questa circostanza era presente anche un uomo? Ricorda se ha parlato al telefono con un uomo? Io ho parlato al telefono con un uomo. Cioè gli ha passato... E allora, io sentivo un uomo che parlava, che diceva che dovevo andare là immediatamente. Là dove? Dove stava lei? Non mi ricordo il posto, però sarei dovuto andare a Roma, sicuramente. È stata una telefonata molto concitata, quindi non è che è stata una telefonata... Si è spaventato? Sì, certo. Perché lei ha dichiarato, sempre parlando di questa telefonata, mi disse che era con una donna e con un uomo, poi mi passò per telefono l'uomo e questi mi disse, senza che io continui a leggere quello che lei ha già dichiarato, faccia uno sforzo di memoria.